Buonasera gentili spettatori, benvenuti al Circolo Sportivo Garbaglia. Questa sera la Lega Calcio 8 propone una sfida delicatissima tra due squadre in crisi, l'Occe Mauro Maccarese San Giovannella e il gruppo Progetti Immobiliare, con i padroni di casa che vengono da un pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 4, una vittoria e 3 sconfitte nelle ultime 4 invece per gli ospiti, anche se la squadra che oggi gioca dalla destra alla sinistra dei vostri schermi in completo verde ha battuto l'ex capolista CJ. Nonostante tutto è comunque ancora ultima in classifica a 10 punti. La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri schermi giocano gli ospiti del gruppo Progetti Immobiliare, 16ª e ultima posizione in classifica per loro. Si dispongono in campo appunto nella posizione indicata in maglietta verde chiaro e calzoncini bianchi. Dall'altra parte, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri schermi, giocano i padroni di casa dell'Occe Mauro Maccarese San Giovannella, che invece sono a 17 punti in classifica, per il momento lontani dalla zona playoff, che per il momento sembra irraggiungibile. Non sembra invece irraggiungibile la possibilità di poter addirittura rimanere invischiati nella lotta per i play-out. Ricordiamo che questa squadra l'anno scorso riuscì ad evitarla sorprendentemente. C'è Mauro Maccarese che però è in difficoltà nel corso delle ultime partite, perché sono arrivate 3 sconfitte e un pareggio nell'ultimo mese, sconfitta ultima tra l'altro pesantissima contro la Roma Calcio 8 settimana scorsa. Intanto c'è il primo fischio dell'arbitro che concede un fallo all'Occe Mauro Maccarese San Giovannella su questa iniziativa del gruppo Progetti Immobiliare, che aveva subito tirato in porta. Calcio di punizione che viene subito battuto con Pezzo sul pallone. Ricordiamo che i giocatori del presidente Mauro Maccarese hanno anche dei grossi problemi per quanto riguarda le assenze, squadra in sostanza rivoluzionata. Tra le assenze più importanti sicuramente quella del bomber, del capocannoniere dell'anno scorso Matteo Dell'Anno, del portiere Luciano Molon, portiere straordinariamente importante per questa squadra che ha molte volte salvato il risultato nel corso di questa stagione, e anche l'assenza di Matteo Dell'Era. Dall'altra parte invece il gruppo Progetti Immobiliare, la squadra che si è qualificata l'anno scorso dalla Serie 2 al Circolo Sportivo Atletico 2000, insieme alla Pisana del Ciriaci e il CJ e della Stella Azzurra, che però stanno andando molto meglio. La Pisana è sesta in classifica per il momento, e il CJ è addirittura quarto ed è stato in testa per parecchie giornate nel corso di questo girone di andata, anche se adesso siamo ovviamente nel girone di ritorno. Per quanto riguarda invece il gruppo Progetti Immobiliare, un inizio difficile, c'è stata una minima reazione da parte dei giocatori che oggi giocano dalla sinistra alla destra dei vostri schermi in maglia verde, ma per il momento non basta, perché sono ancora in ultima posizione in classifica con 10 punti. Attenzione a questa palla recuperata dall'Occe Mauro Maccarese, che la gestisce sulla destra, iniziativa da parte del numero 8 che prova a metterla in mezzo in direzione del numero 7 Bibi, che però è stato anticipato. Intercetta la difesa del gruppo Progetti Immobiliare, che adesso costruisce l'azione offensiva con questa sfera scaricata sulla destra verso un compagno. Si tratta del numero 7 Sbraglia, che gira ancora verso il capitano, riceve sempre Sbraglia che poi torna direttamente dal portiere. Pressing da parte dei giocatori dell'Occe Mauro Maccarese San Giovannella, che provano a disturbare il palleggio degli avversari che adesso richiamano un fallo. Arbitro non concede però il calcio di punizione agli ospiti a causa di una valutazione evidentemente di non infrazione rispetto a questo contrasto tra un difensore della San Giovannella e un attaccante avversario. Ancora un pallone recuperato da Magionami, che scarica ancora sulla destra verso un compagno, palla in verticale verso il numero 11 in mezzo all'area, che può calciare, sbaglia il controllo, viene recuperato dalla difesa, recupera ancora però il numero 7 che se ne va in area. Conclusione, arriva una deviazione che porta ad un calcio d'angolo. Ci ha provato Emanuele Bibi, sicuramente il giocatore più attivo nel corso di questi minuti, poi però l'arbitro ci ripensa, non a segnare angolo, bensì rimessa dal fondo per il portiere del gruppo Progetti Immobiliare, a causa del fatto che l'ultimo a toccare è stato proprio Bibi, quindi niente possibilità supplementare di corner per i giocatori di casa. Intanto una sfera recuperata dai giocatori dello Occe Mauro Maccarese San Giovannella, che guadagnano una rimessa laterale. Attenzione a questo spiovente in area ancora con Bibi, pericolosissimo, e alla fine in qualche modo la difesa del gruppo Progetti Immobiliare si salva e la sfera viene spedita tra le mani del loro portiere, che la rimette subito in campo. Non c'è movimento con i giocatori dell'Atletico 2000 che cercano in qualche modo di trovare degli spazi in attacco. Alla fine arriva l'ennesima interdizione da parte della difesa di casa, che adesso però deve ancora difendere. Ottobrini, tre quarti campo, prova a smistare sulla destra, poi ci ripensa, torna sui suoi passi, scarica ancora verso Sbraglia,
che supera la linea di centrocampo in questo momento, poi preferisce ancora girare sulla sinistra verso il capitano, che prova ancora a servire Ottobrini sulla sinistra. Errore da parte del gruppo Progettimi Immobiliare in palleggio, e quindi ci sarà la possibilità per i giocatori dello Zio Mauro Maccarese di battere questa rimessa laterale sulla destra. Siamo giunti quasi al quinto minuto di gioco, siamo a 0-0, di occasioni se ne sono viste poche. Sicuramente il giocatore più brillante Emanuele Bibi dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che ha già tentato di creare pericoli alla porta, difesa dall'estremo difensore del gruppo Progettimi Immobiliare. Attenzione intanto a questa sfera che viene gestita ancora da Bibi, che la scarica sulla sinistra, poi passaggio di ritorno ancora per il numero 7, triangolo che non si chiude, recupera la difesa ospite, ancora un rilancio da parte di Verdi a cercare gli attaccanti, ennesima interdizione di Bibi, che non solo è bravo ad attaccare ma è bravo anche a disturbare la manovra dei portatori di palla, andando a riconquistare la sfera. Pressing ancora altissimo da parte dei giocatori ospiti su questo palleggio da parte dei padroni di casa, col numero 8 Marchetti, che poi non riesce a controllare, contropiede del gruppo Progettimi che se ne va sulla destra, prova il traversone che viene però deviato, e spinta che porta ad un calcio d'angolo sulla destra, batte Sbraglia. Calcio d'angolo sulla destra che verrà battuto invece dal numero 3, ovvero Tiziano Negro, che dovrebbe andare a calciare con la sinistro. Affollamento di maglie verdi in area di rigore, battuta bassa sul primo palo a cercare ancora Ottobrini, che però viene anticipato dalla difesa dello Zio Mauro Maccarese, che concede quindi una rimessa laterale sulla destra in zona offensiva. Ancora Negro alla battuta, scarica per Ottobrini che stoppa, prova col destro a servire ancora Negro sull'out destro, che riesce a avvicinare un rimpallo, entra in area di rigore. Alla fine il rimpallo lo sfavorisce, perché l'arbitro dice che l'ultimo tocco è proprio del terzino destro del gruppo Progettimi Immobiliare, e quindi è rimessa dal fondo per lo Zio Mauro Maccarese. Aggancia il volo splendido da parte di Bibi, che però trova ancora un difensore sulla sua strada. Si tratta di Sbraglia, che prova a guidare la manovra, scarica verso un compagno a centrocampo che deve girarsi. Si tratta di Marinelli, che serve ancora Ottobrini. Quindi Sbraglia, pressing altissimo dello Zio Mauro Maccarese, con questo pallone che però viene lisciato da parte di Negro, che non riesce a controllare. Forse era stato un tentativo di vero, ma non c'era nessun compagno da quella parte del campo, e si riparte con la San Giovannella ancora in possesso palla. Ottobrini recupera palla, attenzione a questa conclusione, la prima della partita, è miracolo del portiere. Grande opportunità per il gruppo Progettimi Immobiliare, che si è fatto vedere dalle parti del numero 1 Vadala, che ha risposto però alla grande subito. Quindi è il primo intervento della partita che salva il risultato. Siamo solo al 7° minuto e ci ha provato il gruppo Progettimi Immobiliare con questa iniziativa improvvisa. Tiro da parte del numero 11 Alessio Ottobrini e parata da parte del numero 1 Tiziano Vadala, portiere dello Zio Mauro Maccarese, che è riuscito a sventare il pericolo. Adesso c'è un calcio di punizione per gli ospiti, che da tre quarti campo proveranno a colpire. Vedremo se Sbraglia proverà un tiro in porta oppure uno schema. 3 uomini in barriera, fischia l'arbitro, parte Sbraglia, una conclusione che finisce però alta sulla traversa, senza pericoli per Vadala. Rimette in campo ancora il portiere, che gira sulla sinistra verso un compagno lungo, lancia a cercare gli attaccanti con Sbraglia che anticipa tutti. Poi al momento di impostare la manovra non riesce a servire un compagno, gira sempre la sfera con i giocatori del gruppo Progettimi, che però perdono il possesso. Poi comunque il numero 10 Valentini riesce a bloccare il tentativo di ricostruire l'azione da parte di Zio Mauro Maccarese, che adesso però manovra in difesa. La palla sulla destra verso il terzino, che viene però fermato. Intervento ancora dei centrocampisti ospiti, che provano ad avanzare. Attenzione con questa iniziativa da parte di Marinelli, che viene fermato, intercetta la difesa e si riparte velocissimi con il numero 9 ovvero Bara, che prova a servire gli attaccanti. Perde la sfera, la recupera ancora il gruppo Progettimi, dentro per gli attaccanti con Valentini, che prova a girare col sinistro verso l'inserimento degli avversari, che però non arriva. Rimessa laterale sulla destra con Sbraglia, che va a battere con le mani, scarica verso Ottobrini, il capitano, che prova a saltare un avversario, poi si rifugia all'indietro ancora da un compagno che perde la sfera, la recupera il numero 11 Ottaviani, che prova a partire in contropiede solo, pesca ancora il numero 10, che poi va alla conclusione alta sulla traversa. Ci ha provato il numero 7 Emanuele Bibi, ancora lui vivacissimo. Palla recuperata da Magionami, con Bibi che ha ricevuto col destro, che ha calciato di poco alta sull'incrocio dei pali sinistro della porta difesa dall'estremo difensore del gruppo Progettimi, che ancora una volta ha rischiato
Attenzione, intanto attaccano i verdi con la sfera recuperata da Valentini, che gira verso Ottobrini, che prova subito col sinistro a dare di prima sulla fascia di competenza del terzino, che però viene anticipato, recupera Lozio Mauro, poi recupera ancora il gruppo Progetim. Alla fine la palla esce fuori e verrà rimessa in campo dalla San Giovannella, con Marchetti che batte, attenzione a questa palla in verticale verso gli attaccanti con Maggiolami anticipato, che poi va a recuperare la sfera dopo un errore del numero 99, ovvero il capitano Chinagli. Chinagli va a commettere fallo e quindi concede un calcio di punizione da posizione pericolosissima allo Mauro Maccarese San Giovannella, che in pratica dal limite dell'area avrà la possibilità sul calcio piazzato di sbloccare questa partita. Vedremo se sarà il numero 8, vale a dire Mauro Marchetti, Federico Marchetti, scusate, a calciare. Ci sono 4 uomini in barriera del gruppo Progetim che potrebbero diventare addirittura 5, posizione ideale per il calcio di Federico Marchetti, che potrebbe veramente fare male. Chinagli ha commesso un fallo dopo aver perso il pallone abbastanza ingenuamente, errore che non ci aspettavamo da un giocatore esperto come lui. Attendiamo il fischio dell'arbitro. 4 uomini in barriera a disturbare anche uno della San Giovannella. Parte Federico Marchetti, conclusione del vantaggio della San Giovannella 1-0 grazie a Marchetti, che sul calcio di punizione sblocca la partita all'11°. Si riparte da centrocampo con il gruppo Progetim adesso impegnato a recuperare il gol di svantaggio, vantaggio dello Mauro Maccarese San Giovannella grazie alla punizione calciata da Federico Marchetti, un tiro rasoterra, un angolato, un po' angolato, leggermente angolato, che comunque ha battuto il portiere che non ha avuto la possibilità nemmeno di reagire, visto che il pallone si è infilato sotto le gambe della barriera. Attenzione intanto al tiro dalla distanza effettuato dal numero 6 Marinelli, un tiro che non esce benissimo col corpo troppo rivolto verso l'alto, palla alta sulla porta difesa da Vadala. Attenzione intanto al tentativo ancora della San Giovannella di cominciare l'azione offensiva sulla sinistra, con la palla che viene smistata verso gli attaccanti, viene anticipato alla fine Magionami, contropiede del gruppo Progetim che sbaglia l'ultimo passaggio, verticalizzazione intercettata, recupera il numero 11 Ottaviani, 1-2 con un compagno, colpo di testa a cercare ancora Magionami a centrocampo che smista sulla sinistra sempre per Ottaviani, lato corto dell'area di rigore, prova a controllare questo pallone, se lo allunga e se lo porta fuori. 12°, rimessa dal fondo per il portiere del gruppo Progetim. Siamo giunti in pratica a metà di questo primo tempo, siamo 1-0, ricordiamo, situazione sbloccata poco più di un minuto fa da Federico Marchetti, la figlia del presidente Mauro Marchetti del Mauro Maccarese San Giovannella, che sul calcio di punizione ha trafitto il portiere, un calcio di punizione ovviamente viziato da un errore della barriera del gruppo Progetim Immobiliare, che si è fatto passare il pallone letteralmente sotto le gambe e non ha potuto nulla l'estremo difensore della squadra ospite. Adesso fischia fallo l'arbitro, calcio di punizione a centrocampo con il gruppo Progetim che attacca, perde la sfera, la recupera ancora la San Giovannella, che prova a verticalizzare senza fortuna. Ci ha provato Bara, che però non ha trovato il supporto di nessun attaccante in avanti, e quindi è rimessa laterale per il gruppo Progetim. Quasi 13°, superata la metà di questo primo tempo, 1-0 per la San Giovannella, che adesso però deve difendersi. Valentini manovra questa sfera, prova a girare sulla destra, arriva alla sovrapposizione di Sbraglia che supera la linea di centrocampo, scarica ancora per Ottobrini che ha qualche difficoltà a controllare in mezzo a 3 avversari, aspetta l'arrivo di un compagno, perde la sfera, la recupera il numero 9, ovvero Barra, che poi però non riesce ad impostare l'azione offensiva. Alla fine la difesa della San Giovannella commette fallo e concede calcio di punizione ai giocatori del gruppo Progetim Immobiliare, anche se lo batteranno dietro la linea del calcio del centrocampo, scusate. Sbraglia sulla destra, non c'è movimento degli attaccanti, Sbraglia torna dal portiere che manovra con i piedi, non c'è però nemmeno pressing da parte dei giocatori dello Mauro Maccarese, che preferiscono attendere gli avversari forti dell'avvantaggio. Gruppo Progetim Immobiliare che è una delle squadre che prende più gol nel corso di questo campionato, anche se ha un attacco comunque di tutto rispetto. Ultima posizione che è scaturita soprattutto all'inizio difficilissimo, sono arrivate nelle prime 10 giornate solamente 2 punti, 2 pareggi e 8 sconfitte. Ultimamente ha sicuramente recuperato un briciolo di condizione il gruppo Progetim Immobiliare e il risultato migliore di questo campionato è stata la vittoria 2 giornate fa contro il CJ ex capolista per 4-3, una vittoria addirittura fuori casa, quindi in casa del CJ alla Stella Azzurra, che ha dato assoluto morale ai giocatori
ex Atletico 2000, che l'anno scorso proprio in quel circolo sportivo a Centocelle hanno conquistato la Serie A della Lega Calciotto, vincendo, anzi dominando il campionato di Serie 2. Attenzione alla numero 3 in negro che manovra a centrocampo, gira sulla sinistra verso Ottobrini che prova ad accentrarsi, cross in mezzo col colpo di testa tentato dal numero 6 con il portiere Vadala che non è sicurissimo nell'uscita, che favorisce poi con un tocco Federico Marchetti che prova subito il contropiede, un po' lento, poi prova ad impostare l'ultimo tocco, però è di sbraglia col gruppo Progedim che non mantiene la palla in campo e che concede quindi una rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva. 15esimo, oltre la metà del primo tempo in questa partita, 10 minuti alla fine. Marchetti prova ad accentrarsi, se la porta sul destro, perde la palla, poi un rimpallo favorisce ancora lo zio Mauro Maccarese che va alla conclusione un po' storpiata da parte del numero 11 Ottaviani, che reclamava anche un ultimo tocco da parte dei giocatori ospiti che l'arbitro però non ha visto e non assegna. Negro sulla sinistra vince 2 rimpalli accentrandosi, scarica verso il numero 6 che prova ancora a verticalizzare verso gli attaccanti, Valentini non la raggiunge, ci ha provato Marinelli, coppia d'attacco Marinelli-Valentini sicuramente prolifica in questo caso, però non c'è stata intesa tra i due. Marchetti scarica ancora per il numero 5 Borracesi che prova la verticalizzazione, poi dopo il recupero di Chinagli la sfera era stata intercettata per un attimo dalla San Giovannella che ha provato subito a riverticalizzare per la seconda volta consecutiva, ma evidentemente non si sono capiti i giocatori biancocelesti, con Bibi che non è arrivato su questa sfera troppo lunga datagli da Federico Marchetti. Colpo di testa a centrocampo con il gruppo Progedim che perde ancora palla, la recupera sempre Bibi tre quarti campo, prova subito a servire gli attaccanti che si erano inseriti, sovrapposizione che alla fine porta comunque una situazione di superiorità numerica in attacco e la San Giovannella va a però non acquistare fallo, ma il fallo è stato commesso proprio dai giocatori in biancoceleste e quindi l'arbitro decide di dare calcio di punizione al gruppo Progedim Immobiliare, che è riuscito a difendere bene su questa situazione in cui c'era potenzialmente una inferiorità numerica della retroguardia rispetto agli attaccanti. Chinagli batte sulla sinistra verso un compagno che prova a girare sulla destra con il numero 7 Sbraglia che avanza, verticalizzazione verso Valentini che viene anticipato, un lancio dalla difesa addirittura verso la porta a difesa dall'estremo difensore del gruppo Progedim. Bibi era in agguato ma non è riuscito ad arrivare su questa sfera troppo lunga. Attenzione al pressing ancora dello zio Mauro Maccarese con Bibi sempre addosso a Chinagli. Chinagli salta e al numero 7 si accentra, scarica poi sulla sinistra, ottima giocata dell'esperto numero 99 verso Valentini, defilato sulla sinistra lato corto dell'area di rigore, prova a metterla in mezzo col colpo di testa di Marinelli che favorisce l'inserimento di Sbraglia che incespica sul pallone, poi comunque mantiene il possesso, scarica ancora per Marinelli che va alla cross, arriva il grande anticipo da parte della difesa del gruppo dello zio Mauro Maccarese sugli attaccanti del gruppo Progedim e azione d'attacco interrotta. Attenzione intanto a questo colpo di testa da parte di Bibi che stava veramente per rendersi pericoloso dalle parti del portiere avversario che però para, ora sbaglia il rinvio con le mani. Attenzione a Barra che si accentra poi con la sinistra, scarica indietro verso Marchetti che gira ancora per Bibi, quindi il numero 10 Magionami sempre per Marchetti che salta un avversario, salta anche un secondo, poi gioca in orizzontale per l'inserimento ancora del numero 5 sempre per Marchetti che viene messo giù fallosamente e quindi calcio di punizione per lo zio Mauro Maccarese San Giovannella. 18esimo, 7 minuti alla fine di questo primo tempo, 1-0 per i padroni di casa grazie a un gol, ricordiamo, sul calcio di punizione all'11esimo di Federico Marchetti che per il momento dà la possibilità allo zio Mauro Maccarese di portarsi virtualmente a 20 punti in classifica, anche se ovviamente la partita è ancora lunga, e al gruppo Progedim Immobiliare di rimanere in coda a 10 punti, a 2 di distacco dalla coppia Hammers De Angelis che lotteranno fino alla fine per la salvezza anche loro. Attenzione intanto a questo tiro rasoterra da parte di Bibi che viene respinto dalla difesa, ancora rimessa laterale sulla destra in zona offensiva, quasi 19esimo, poco più di 6 minuti alla fine di questo primo tempo, 1-0 per zio Mauro Maccarese che adesso attacca, Marchetti la mette in mezzo con le mani, arriva direttamente il portiere a recuperare, scarica sulla destra verso Negro che però sbaglia la verticalizzazione, la recupera ancora Marchetti, regista di centrocampo straordinario. Marchetti in verticale verso Bibi che prova a saltare 2 giocatori, poi prova la conclusione fuori di pochissimo.
Il portiere rimette in campo il pallone, attenzione al pressing da parte di Bibi che costringe ancora un passaggio sulla destra verso Sbraglia, poi Negro di prima, allarga sulla sinistra, errore in palleggio, l'ennesimo di questo primo tempo. Alla fine ne esce Ottobrini che prova ad allargare ancora sulla sinistra, niente da fare, l'intercetta ancora Marchetti, poi Chinagli, doppio rimpallo che lo favorisce, alla fine riperde il possesso per l'ennesima volta, lungo traversone dalla destra verso la sinistra, anticipo di Sbraglia che verticalizza ancora, ora sono saltati gli schemi, squadre lunghissime in campo, con lo Zio Mauro che prova ad attaccare e prova a sfruttare i buchi lasciati dalla difesa dello Zio Mauro del gruppo Progetti Immobiliare, che adesso però guadagna un calcio di punizione da poco più avanti del centrocampo. Siamo giunti ormai al 20° minuto, 5 alla fine di questo primo tempo, ancora un'altra persa per il gruppo Progetim con questo contropiede, 4 contro 3, palla in mezzo per Barra, un po' troppo lunga, riesce comunque a mantenerla in campo, lato corto dell'area di rigore, una serie di finte, Barra va sul fondo, cross per un compagno che non riesce a calciare nel migliore dei modi, alla fine la palla viene spazzata da Chinagli, con qualche difficoltà difende il gruppo Progetim che però è ancora sotto pressione, poi passaggio sbagliato dei padroni di casa e palla fuori. 1-0, meno di 5 minuti alla fine nel corso di questo primo tempo, Zio Mauro Maccarese avanti in casa contro il gruppo Progetim Immobiliare che adesso però prova a reagire, ancora una palla persa, però stavolta c'è ancora una rimessa laterale sulla sinistra conquistata, anzi la fallo laterale è per lo Zio Mauro Maccarese, quindi ancora decisione che ci smentisce da parte dell'arbitro, verso Bibi che prova a controllare in mezzo a due, Bibi ha qualche difficoltà, alla fine perde la palla, la recupera Valentini che col tacco di sponda serve subito Marinelli, prova a girare verso Negro che ha ancora difficoltà nel controllo del pallone, la recupera Zio Mauro con il numero 11 ovvero Ottaviani che gira sulla sinistra all'indietro verso Marchetti, quindi Bibi, sempre il numero 11 che la mantiene in campo, poi Marchetti pressato da un difensore, Marchetti allarga sulla destra dove c'è un compagno, prova sempre il passaggio verso il numero 9 Barra che però viene anticipato, intercetto della difesa del gruppo Progetim Immobiliare, meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo, 21esimo e 30 secondi, ora attacca lo Zio Mauro Maccarese, attenzione con questa ennesima palla per Ottaviani che viene fermato, gioca benissimo in verticale lo Zio Mauro Maccarese riuscendo ad infilarsi tra le due linee, quella di centrocampo e di difesa del gruppo Progetim che ha qualche difficoltà non solo a difendere ma anche a costruire l'azione offensiva, ora tiro dalla distanza, respinto, la recupera Marchetti che va alla conclusione, ennesimo rimpallo, alla fine in qualche modo giunge la sfera dalle parti di Pezzo, sempre in verticale verso il numero 10 Magionami che viene fermato, intervento della difesa ospite, lungo lancio con Valentini che la mantiene in campo, gioca di sponda ancora una volta, molto brava l'apertura, Negro, conclusione, miracolo del portiere. Grandissima risposta da parte di Tiziano Vadala, portiere dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che ha veramente salvato la situazione in questo caso. Ora al calcio d'angolo sulla destra per i giocatori ospiti, battuto sul primo palo basso, rinvia la difesa di casa, ancora una rimessa con le mani in mezzo, attenzione al colpo di testa da parte del numero 5 ovvero Esposito che però non riesce ad incontrare lo specchio della porta, anzi non riesce nemmeno quasi a prenderla, la tocca tanto o quel tanto che basta per metterla in fallo laterale, per quindi favorire ancora una rimessa dello Zio Mauro Maccarese. Quasi 23esimo, poco più di 2 minuti alla fine di questo primo tempo, lungo rilancio di Marchetti che finisce direttamente fuori e quindi rimessa laterale per il gruppo Progetim. Siamo quasi al 23. Rimessa con le mani da parte dei giocatori del gruppo Progetim con Sbraglia che rinvia in verticale ancora verso Valentini che viene anticipato da questa sfera, poi Pezzo la scaraventa all'indietro verso il portiere Vadala, autore di due grandi parate che hanno salvato o comunque tenuto in piedi il risultato in questo primo tempo per lo Zio Mauro Maccarese, che ricordiamo è in vantaggio 1-0 sul gruppo Progetim, anche se lo Zio Mauro stesso ha avuto buone opportunità per cercare di andare subito al raddoppio, così come ne ha avute di buone anche il gruppo Progetim. Attenzione al colpo di testa in direzione ancora di Valentini che cerca di lottare su questo pallone, non ci riesce perché alla fine perde il duello e concede rimessa laterale a Zio Mauro. Attenzione a Sbraglia che la scarica verso Ottobrini che può impostare il contropiede lungo verso Marinelli, ancora per Ottobrini che arriva a rimorchio, perde la sfera, ora il contropiede è molto pericoloso, 3 contro 3, attenzione a Barra, ma grandissimo intervento da parte di Chinagli, il capitano che con l'esperienza riesce a
evitare una situazione di potenziale pericolo. Guadagna anche calcio di punizione, 24esimo, 1 alla fine di questo primo tempo, 1-0 per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Adesso attacca il gruppo Progetim, attenzione alla conclusione dalla distanza da parte di Negro, arriva la respinta della difesa biancoceleste e quindi è rimessa laterale sulla destra per gli ospiti. 40 secondi alla fine e questa potrebbe essere una delle ultime azioni e ce l'hanno i giocatori in verde che proveranno a massimizzare. Attenzione a questo pallone in mezzo con le mani, alla fine finisce lo Zio Mauro per andarsene in contropiede con Barra, che però viene subito fermato. Era forse questa l'ultima azione di questo primo tempo, o meglio l'ultima azione dovrebbe essere proprio questa che verrà lasciata ai giocatori dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella, avanti 1-0 grazie al gol di Marchetti, ma che stanno comunque soffrendo in questi ultimi minuti le iniziative del gruppo Progetim Immobiliare. Con le mani gli ospiti verso Valentini che la stoppa. Siamo veramente agli sgoccioli di questo primo tempo, vedremo se l'arbitro deciderà di dare minuti di recupero, ma non dovrebbe aver deciso in questa direzione. Chinagli, lungo lancio rasoterra verso i compagni che la perdono, forse questo è il contropiede giusto, vediamo lo Zio Mauro che se ne va con Parra che prova ad andare in verticale dalla numero 7 Bibi, che però non aggancia, anche perché è stato intercettato il pallone subito dall'altra parte. Attenzione Ottobrini che la mette in mezzo, arriva l'intercetto, ora l'arbitro fischia e dice che ci sarà un minuto di recupero, ci siamo in pratica già dentro, mancano 40 secondi alla fine di questo primo tempo, grazie anche a questo minuto supplementare concesso dal direttore di gara. Lungo rinvio da parte dei giocatori in bianco-celeste con la sfera che viene rinviata dagli ospiti. Attenzione a Marinelli che scarica verso Ottobrini, lungo lancio verso Negro, troppo lunga per il numero 3 che non riesce a mantenerla in campo e la vede scorrere sul fondo. Con le mani lo Zio Mauro Maccarese, colpo di testa da parte di Sbraglia che cerca ancora gli attaccanti che vengono anticipati, si lotta a centrocampo, questa è davvero l'ultima azione, l'ultimo possesso per il gruppo Progetim. Marinelli scarica sulla sinistra, sbaglia il controllo però da quella parte il terzino sinistro e adesso dovrebbe arrivare veramente il fischio dell'arbitro, che in pratica il fischietto in bocca, infatti arriva in questo momento, finisce 1-0 il primo tempo. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella in completo bianco-celeste a strisce verticali. Alla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, gioca invece il gruppo Progetim Immobiliare in maglia verde fosforescente e calzoncini bianchi. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 1-0 per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che ha sbloccato la partita all'11esimo grazie ad una calcio di punizione di Federico Marchetti, il numero 8 regista basso di questa squadra, che appunto colpito sul calcio piazzato, beffando il portiere avversario, che più che da questo calcio di punizione non certo resistibile, è stato beffato dall'errore del posizionamento della barriera, che in pratica si è fatto passare il pallone sotto le gambe, non consentendo all'estremo difensore nemmeno di poter vedere la direzione del tiro. 1-0 sicuramente meritato però per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che ha costruito delle potenziali occasioni di pericolosità che poi abbiamo visto effettivamente realizzarsi. Dall'altra parte il gruppo Progetim ha sofferto sicuramente il possesso palla da parte dei padroni di casa nel corso della prima parte e poi è uscito fuori con due contropiedi molto pericolosi, due parate del numero 1, quindi dell'estremo difensore dello Zio Mauro Maccarese Vadala, che hanno salvato il risultato per i padroni di casa e hanno concesso un po' di respiro ai biancocelesti, con gli ospiti che però adesso attaccano. Attenzione a Negro che porta palla tre quarti campo, Negro perde la sfera, ultimo controllo sbagliato, la recupera lo Zio Mauro Maccarese, poi si lotta, alla fine Ottobrini torna sulla sfera, la gira sulla destra verso Sbraglia in verticale ancora, arriva però in pressing il grande recupero da parte di Pezzo che prova ad andarsene in contropiede, anzi si tratta di Marchetti che fa tutto da solo, poi gira verso il numero 4, ancora Marchetti, riceve lui, Marchetti, conclusione che poi stava per diventare un assist, alla fine diventa un assist, conclusione e arriva il gol, il secondo, quello di Marco Graniero, doppio tiro, prima una respinta, poi un intercetto della difesa, alla fine la palla sui piedi del numero 4 e Graniero segna il 2-0. Si riparte da centrocampo, secondo minuto di gioco di questo secondo tempo e siamo già 2-0
Raddoppia lo Mauro Maccarese San Giovannella col neoentrato Marco Graniero, che è riuscito a perforare la difesa avversaria, a battere il portiere, che in questo caso è stato incolpevole. Attenzione a Ottobrini che la mette in mezzo verso Valentini, che prova a smistare sulla destra per l'inserimento di Sbraglia, che però viene anticipato. Valentini si è trovato in pratica impossibilitato a potersi girare perché l'azione era veramente troppo veloce, non aveva il tempo di farlo, ha preferito girare sulla destra verso un compagno che però è corso un po' troppo tardi. Ora Ottobrini prova ancora a verticalizzare verso gli attaccanti che vengono fermati, poi alla fine al momento del contropiede Marchetti viene messo giù fallosamente, calcio di punizione per lo Mauro Maccarese San Giovannella. La batte in questo momento Pezzo, che gira sulla destra verso un compagno che prova ad andarsene in percussione in verticale verso Magionami, che viene fermato, sbaglia il tocco in direzione dei centrocampisti che volevano inserirsi. Poi questo rinvio della difesa sul tentativo da parte di Marinelli di verticalizzare, e quindi rimessa laterale sulla sinistra, anzi sulla destra perché era uscita dall'altra parte. No, invece l'arbitro concede calcio di punizione. Ancora una volta ci sorprende il direttore di gara e concede la possibilità a Sbraglia di calciare questo calcio piazzato. Quarto minuto di gioco in questo secondo tempo, palla in mezzo, attenzione al colpo di testa da parte di Negro che viene forse anticipato, vediamo di chi è l'ultimo tocco, anche se la palla non esce. Marchetti la difende alla grande con esperienza e conquista il calcio di punizione. Lungo lancio ancora della difesa verso gli attaccanti, manovra Graniero che può gestirla sulla sinistra, prova ad andare sul fondo, viene però fermato perché era uscita la sfera, se l'era trascinata fuori, e quindi fallo laterale per il gruppo Progettim Immobiliare con Ottobrini. Sbraglia in verticale verso Valentini che dopo il secondo controllo sbagliato perde la sfera, la recupera ancora Pezzo che dà in verticale ancora la numero 11, vale a dire Ottaviani, che prova questa conclusione che però è fuori. Rimette in campo il portiere che gira sulla destra in verticale, attenzione a Chinagli che perde la palla, recupera ancora Ottaviani, conclusione parata del portiere, poi ancora il colpo di testa a salvare del gruppo Progettim, che però non riesce ad impostare il contropiede perché perde la sfera, e la riconquista ancora lo Mauro Maccarese, che è pericolosissimo, adesso cerca di chiudere la partita, ancora in mezzo con le mani verso i compagni che vengono anticipati. Ora Valentini gioca di sponda, prova ad aprire, trova il corridoio per il numero 3 Negro, ma la palla è troppo lunga per lui, suggerimento sbagliato, e alla fine finisce sul fondo la sfera. Rimette in campo il portiere, lungo lancio dalla difesa verso gli attaccanti, poi la recupera ancora Ottobrini che gira per questo tiro di Sbraglia altissimo. Rimessa in campo la sfera dallo Mauro Maccarese, lungo lancio verso gli attaccanti con questa sfera che viene ancora messa sulla destra, passaggio troppo lungo stavolta per gli attaccanti. Ora ancora il gruppo Progettim in avanti, sempre verso il numero 6 Marinelli, che viene però anticipato nel tentativo di andare a prendersi la sfera. Poi ancora in avanti i giocatori in verde che alla fine non controllano la sfera a rotola sul fondo, senza problemi per il portiere che va a rimetterla in campo con le mani verso Pezzo, che viene ancora una volta pressato, anzi si tratta di Marchetti, stavolta la palla gliela levano, poi la recupera però il numero 7 che va subito in verticale verso Ottaviani, che lotta contro il numero 7 avversario, ovvero Sbraglia, che guadagna calcio di punizione che l'arbitro infatti assegna al gruppo Progettim. Siamo quasi al settimo minuto di gioco, mancano quindi poco più di 18 primi alla fine di questa partita, siamo 2-0 per lo Mauro Maccarese San Giovannella, che sta cercando anche di chiudere questo match con il gruppo Progettim che prova a tornare in partita, anche se francamente per quanto riguarda la costruzione dell'azione offensiva è sicuramente da rivedere il gioco della squadra ospite, che anche oggi fatica molto nell'ultimo passaggio. Dall'altra parte invece lo Mauro Maccarese ha colpito grazie soprattutto a due guizzi, ma sta adesso meritatamente controllando il match e quindi ovviamente legittimando il vantaggio, il doppio vantaggio grazie ai gol, ricordiamo, prima di Marchetti sul calcio di punizione
e poi di Graniero proprio al secondo minuto di questo secondo tempo, dopo un pallone recuperato che prima era stato calciato in porta da Pezzo, poi è arrivata una conclusione respinta e quindi seconda conclusione dopo appunto la respinta da parte di Graniero, che ha messo in rete la sfera. Fischia l'arbitro, palla allargata sulla destra per Zio Mauro con Borracesi che va alla conclusione, che finisce direttamente fuori. Con le mani la portiere verso gli attaccanti, con Marchetti che viene messo giù, fallosamente brutto fallo da parte di Marinelli, che viene ammonito dall'arbitro, prima ammonizione della gara e per il gruppo Progetim Immobiliare. Calcio di punizione battuto dallo Zio Mauro Maccarese San Giovannella dopo il brutto fallo a danni di Marchetti. Attenzione intanto a questo colpo di testa da parte di Ottaviani che poteva essere realmente pericoloso, mentre intanto l'arbitro chiama time out che viene chiamato dal gruppo Progetim Immobiliare, anche se c'è un malinteso invece, perché anzi no, dopo due ripensamenti l'arbitro fischia il time out. Si ricomincia dopo il time out in campo chiamato dal gruppo Progetim Immobiliare quando siamo giunti al 9° minuto di questo secondo tempo. Mancano quindi 16 primi alla fine di questa partita che vede lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella avanti 2-0 contro il gruppo Progetim Immobiliare. Ricordiamo, lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella è a 17 punti in classifica, è a pari dell'Italia in una classifica che per il momento è tranquilla, nel senso che è sia lontana dalla possibilità di disputare i play-out, anche se poi dovremo vedere il posizionamento delle altre che sono dietro, ma anche di quelle che sono davanti, sia lontana dalla possibilità per il momento di andare ai play-off, perché comunque le squadre che sono davanti hanno sicuramente un ritmo maggiore e un trend favorevole nelle ultime giornate rispetto allo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, anche se bisogna dire che questa squadra, come l'anno scorso, potrebbe riservarci grandi sorprese nella seconda parte di campionato, cercando veramente quella rimonta che l'anno scorso stava addirittura, attenzione intanto a questa conclusione con la parata del portiere. Ancora intervento prodigioso da parte di Vadala, palla in mezzo, attenzione al colpo di testa alto sulla traversa, ci ha provato ancora il gruppo Progetim, veramente pericoloso in questa doppia azione, un periodo di tempo che ha sfruttato alla grande la squadra dell'Atletico 2000 per provare a colpire gli avversari, per il momento senza fortuna. Ora palla recuperata da Negro che però non riesce a servire gli attaccanti, poi Vadala va a spazzare. Attenzione a questa sfera che alla fine non viene mantenuta in campo dallo Zio Mauro Maccarese. 11° rimessa per il gruppo Progetim che prova ad andarsene. Attenzione a questo tiro che è più che altro un traversone, che però attraversa tutta l'area di rigore finendo addirittura dall'altra parte in fallo laterale. 11° minuto, 14 alla fine di questa partita, 2-0 per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella che sta soffrendo adesso gli attacchi del gruppo Progetim Immobiliare, ma possiamo dire che comunque controlla con una certa facilità e con 2 gol di vantaggio è per il momento tranquilla del risultato, anche se ovviamente preferirebbe chiudere definitivamente il match, cosa che non sta riuscendo a causa soprattutto dell'intensità della squadra ospite. Colpo di testa di Negro che recupera ancora, Ottobrini prova ad andarsene, poi viene atterrato il numero 5 che ha provato ancora a recuperare palle, c'era riuscito Esposito, quindi calcio di punizione per il gruppo Progetim Immobiliare.
Fischia l'arbitro, calcio di punizione, parte Ottobrini, conclusione, il rimpallo favorisce lo Zio Mauro Maccarese che adesso se ne va in contropiede, 3 contro 3, attenzione alla palla in mezzo verso Barra che viene anticipato su questa verticalizzazione da parte di Magionami e ora contropiede subito dall'altra parte con la palla che viene mantenuta in campo, in mezzo ancora per gli attaccanti. Ora vediamo la conclusione di Ottobrini, ancora respinta, in qualche modo si salva Zio Mauro che se ne va in contropiede. Ibarra gira sulla sinistra, colpo di tacco, apertura ancora per Ibarra, il numero 9, adesso deve puntare l'uomo, lo fa sulla sinistra ma arriva il recupero del portiere che abbranca in presa tuffandosi a terra e evitando ogni pericolo. Veramente squadre lunghissime in campo, ma lo sono state per tutto il corso della partita. Di possesso palla ce n'è stato poco, da una parte e dall'altra ci hanno provato. Più concreto lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella col gruppo Progetti Immobiliare che ci ha provato, soprattutto ci sta provando in questi minuti centrali del secondo tempo, anche se per il momento senza fortuna, con le mani chinagli verso gli attaccanti che si girano con la palla presa dal numero 9 che poi la perde, recupera ancora il centrocampo avversario che prova ad impostare, alla fine c'è un fallo commesso ai danni della numero 7 Bibi e quindi è calcio di punizione per Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Prima non l'ho visto, potrebbe essere coperto. Sì, si recupera. Lo porterebbe fuori. Bravo. Vieni Marco. Chiede la cortesia, mister. Grazie. Rischia tu. Calcio di punizione per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella quando siamo giunti al 14esimo, abbiamo quindi superato la metà di questo secondo tempo, mancano 11 primi alla fine della partita che per il momento è nelle mani della squadra di casa. 2-0 infatti per i biancocelesti del presidente Mauro Marchetti che hanno segnato nel primo tempo con suo figlio Federico Marchetti sul calcio di punizione e che poi hanno raddoppiato proprio nei primissimi istanti del secondo tempo grazie a Graniero subentrato a Bibi. Ora sfera gestita dalla squadra ospite col gruppo Progetim che prova questa verticalizzazione con Ottobrini che però non pesca, sbraglia, che aveva provato la sovrapposizione, palla che finisce fuori e battuta dal fondo della portiere Vadala. Acceleri portiere. Con le mani la numero 1, lungo rilancio verso gli attaccanti, attenzione Ibarra che con la testa va a servire Bibi, poi il tiro viene rimpalato, alla fine il tentativo di servire ancora Ibarra non funziona, suggerimento troppo lungo e palla che finisce fuori. Con le mani il gruppo Progetim che adesso prova a costruire l'azione dal palleggio, Chinagli deve puntare il marcatore che però lo pressa molto alto, alla fine recupera Marchetti che commette fallo sul numero 32 ovvero su Torri. Dall'altra parte ancora verso il numero 5 che ha provato, vale dire Esposito, a servire prima un attaccante, ora contropiede dall'altra parte con lo Zio Mauro Maccarese che prova a chiudere questa partita, grandissimo intervento in difesa da parte di Chinagli, apertura dall'altra parte verso Esposito che stoppa col petto, prova a servire gli attaccanti in verticale, troppo lunga anche per il veloce numero 9 Piras che viene scavalcato dalla traiettoria del pallone, recuperata da Vadala che prova adesso a rimetterla in campo, rinvio lungo ma direttamente dalle mani del suo opposto, l'estremo difensore del gruppo Progetim, adesso la rimette in campo con le mani. Dall'altra parte verso il numero 5 Esposito che prova ad accentrarsi, scarica sulla destra verso il numero 11 Ottobrini, triangolo che si chiude col numero 11 ancora impegnato in un doppio rimpallo che perde, la recupera Barra 3 contro 5, tutta la difesa davanti, la punta a Barra che prova ad andarsene, non riesce però alla fine perché la palla termina fuori. Rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, ancora in mezzo con Chinagli che ha provato a scodellarla, poi la riconquista Piras, conclusione, miracolo ancora di Vadala, sempre lì la pallone con il gruppo Progetim che lo controlla, Esposito
in verticale verso il numero 3 in negro che salta un avversario, se la porta sul fondo, prova ad accentrarsi, viene messo giù. Fallo ai danni di negro, il calcio di punizione per il gruppo Progetim. 17esimo, 8 alla fine, prova ad attaccare la squadra in verde. Calcio di punizione per il gruppo Progetim, parte Ottobrini, respinto il tiro, ora prova il contropiede dello Zio Mauro, non ci riesce, attenzione alla conclusione, e arriva il 2-1, accorcia le distanze il gruppo Progetim Immobiliare, 2-1 a 7 dalla fine. Sbraglia è andato ad accorciare le distanze del gruppo Progetim che è tornato sotto e che sta veramente facendo sudare questa vittoria. Lo Mauro Maccalese San Giovanelli che tornerebbe a vincere veramente da tanto tempo nel caso ci riuscisse. Ricordiamo nelle ultime 5, 4 sconfitte e un pareggio, nessuna vittoria da 2 mesi per la squadra del Circolo Sportivo Garbaglia che gioca qui in casa a Fiumicino. Dall'altra parte il gruppo Progetim nelle ultime 5 ha totalizzato 3 soli punti, una vittoria ma anche 4 sconfitte. È vero la vittoria di prestigio, ma comunque la squadra rimane ancora in fondo alla classifica, adesso cerca di andare a vincere questa partita. Intanto c'è una gamba tesa che l'arbitro fischia nei confronti di Sbraglia, siamo al 19esimo, mancano 6 minuti alla fine, ma l'arbitro ha già fatto capire che ci saranno dei minuti di recupero. Calcio di punizione per lo Zio Mauro Maccalese, attenzione a questa spiovente che viene però preso, abbrancato in presa dal portiere. Attenzione, attacca ancora Torri sulla destra che guadagna un calcio di punizione. Attenzione all'Esposito, in mezzo verso Piras, se la porta sul sinistro, va alla conclusione che viene rimpallata, provoca però involontariamente un contropiede con Barra velocissimo che punta Chinagli, prova a metterla in mezzo davanti alla porta, Bibi, e arriva il gol del numero 7 che chiude probabilmente la partita quando siamo giunti al 20esimo e a 5 dalla fine. Al 30esimo del secondo tempo. Si riparte da centrocampo, 20esimo, 5 alla fine più eventuale recupero, 3-1 per lo Zio Mauro Maccalese San Giovanella che ha segnato con Marchetti, con Graniero e con Bibi, sicuramente grande protagonista di questa partita. Dall'altra parte il gruppo Progetim aveva momentaneamente accorciato le distanze portandosi sul 2-1 grazie a Sbraglia. Sbraglia che però ha solamente illuso la squadra ospite che adesso è tornata a debita distanza con lo Zio Mauro Maccalese che con 2 gol di vantaggio ha veramente in pugno questa partita. A lungo lancio da parte del portiere verso Chinagli che però con la testa va a spazzare la difesa e concede comunque una rimessa laterale in zona offensiva ai padroni di casa che la rimettono in campo con le mani. Ibarra, grande autore dell'assist che ha portato al gol di Bibi. Lungo rilancio verso gli attaccanti, poi pezzo a centrocampo, concede la sfera a Torri, possesso che però perde nuovamente il numero 32. Buona difesa ancora di Marchetti, lungo rinvio di Badala verso gli attaccanti con Bibi che ha qualche difficoltà a controllare questa sfera e Chinagli gliela porta via, lo anticipa, poi scarica verso Ottaviani che viene fermato dall'arbitro perché c'era probabilmente fallo, ma l'arbitro concede regola del vantaggio. Attenzione alla palla in mezzo, un rimpallo poi ancora sui piedi di Torri che prova a scaricare verso Piras sulla destra, prova a saltare un avversario, un secondo, un rimpallo lo sfavorisce, alla fine prova il contropiede lo Zio Mauro Maccalese che perde ancora la palla, alla fine Chinagli viene messo giù e calcio di punizione per il gruppo Progetim da posizione sicuramente ottimale, 3/4 campo. Vedremo se proveranno uno schema ai giocatori in verde oppure un tiro in porta. Tanto arriva una munizione per un giocatore dello Zio Mauro Maccalese San Giovannella.
Fischia l'arbitro, calcio di punizione, attenzione alla conclusione, alta sulla traversa, pericolosa, ha sfiorato l'incrocio dei pali. Siamo giunti al 23esimo, 2 minuti alla fine più eventuale recupero, 3-1 per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che vede veramente il ritorno alla vittoria dopo molto tempo, dopo 2 mesi in pratica. Ora Chinagli a centrocampo non riesce a controllare, Barra deve giocare di sponda, preferisce invece una conclusione che termina fuori di poco. Rimessa in campo del portiere per Ottobrini, che gira di prima per Torre, che la può mettere in mezzo. Arriva ancora la parata da parte di Vadala, che riesce a fare buona guardia. Poi Marchetti un po' lento nell'impostare l'azione, anzi Pezzo gira sulla sinistra, Bibi viene anticipato, ancora sbraglia, prova ad andarsene su quella fascia. Alla fine Bibi posticcia un po', poi riesce comunque a fermare sbraglia. Rimessa laterale, Ottobrini a centrocampo, gira verso Negro, che va da Esposito, spara alla porta, deve cercare ancora Torri, che viene anticipato. Attenzione al contropiede dello Zio Mauro con Ottaviani, che gira verso Bibi, palla ancora sulla destra, dribbling, ha messo giù Graniero e calcio di punizione dal limite dell'area per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Quando siamo giunti ormai al 24esimo, 1 minuto più 1 di recupero, dovrebbe essere almeno 1 di recupero, vedremo se ce ne saranno addirittura 2, e questa è l'occasione di chiudere la partita per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, a meno che la partita non si consideri già chiusa, perché con 1 minuto più 1 di recupero è veramente difficile per gli ospiti, che in genere segnano poco, cercare di recuperare ben 2 gol ai padroni di casa. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, arriva anche il 4º gol, il secondo personale di Marchetti. Due minuti, dice l'arbitro, 1 di tempo regolamentare più 1 di recupero, 4-1 il risultato, che ormai non è più in discussione. Lo Zio Mauro Maccarese l'aveva già chiusa col gol di Bibi, ma ha ribadito ancora di più che non c'è più nulla da fare per gli ospiti, con questo calcio di punizione ancora una volta finito dietro le spalle del portiere avversario di Marchetti. Doppietta per lui, attenzione alla grande azione di Esposito sulla sinistra, che va sul fondo, prova il cross che viene poi intercettato dalla difesa. Alla fine a branca impresa Vadala con le mani, che gira sulla sinistra, lungo rinvio a cercare ancora i compagni con Chinagli, anzi Ottobrini, che non è riuscito poi a servire gli attaccanti. Alla fine recupera lo Zio Mauro, che guadagna anche questo calcio di punizione, che verrà appunto battuto dagli uomini in biancoceleste. 40 secondi alla fine di questa partita, non più in discussione, 4-1, torna alla vittoria dopo 1 mese, anzi 2 mesi, lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Gruppo progetti ancora secco, nelle ultime 5 con questa siamo a 1 vittoria e ben 4 sconfitte che non fanno che confermare l'ultima posizione del gruppo progetti immobiliare, che comunque oggi ci ha messo cuore, almeno fino al 3-1, che poi ha chiuso definitivamente la partita, consegnandola ai giocatori di casa. Ora Esposito la recupera, forse potrebbe essere l'azione decisiva per il gol del 4-2, che non arriva, la palla finisce alta, la controlla il portiere e dovrebbe finire qui. Attendiamo solamente il fischio dell'arbitro per dare la chiusura di questa partita. Lungo lancio di Marchetti, fuori non c'è nessuno, vedremo se deciderà l'arbitro di farla terminare qui. Ancora in mezzo per gli attaccanti, spazza la difesa della San Giovannella, siamo agli sgoccioli. Piras prova a stopparla, gioca di sponda verso Torri, ancora passaggio di ritorno per Piras, alla fine un tiro dalla distanza di Sbraglia, fallo laterale, non c'è tempo però nemmeno per l'ultimazione, finisce qui. Lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella torna alla vittoria, 4-1, 20 punti in classifica per la squadra di Fiumicino, ancora sconfitta per il gruppo Progetti Immobiliare, che rimedia la sua quarta sconfitta nelle ultime 5 gare.